Lunedì 7 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, tra poco parleremo di educazione sessuale, più che mai necessaria, visti il periodo che stiamo vivendo. E poi sarà con noi una gloria del teatro catanese, Francesca Ferro, per presentarci la nuova stagione del teatro Musco e avremo il piacere di avere ospite qui in studio anche il sindaco di Messina, Basile, che recentemente ha espresso le sue riserve, ha puntualizzato tutta una serie di richieste necessarie prima di dare l'avvio ai lavori del ponte. Ma innanzitutto cominciamo con la stretta attualità, con la tragedia di Monreale, 12 anni di incubo a casa, lo sapete, due ragazzine che oggi hanno 13 e 20 anni sono state violentate per un decennio a quanto pare da nonno e zio, con la complicità di mamma e papà. Sono delle cose orribili solo a dirsi. Adesso per loro ci sono gli arresti per tutti, sono tutti e quattro in carcere e tutto si è saputo dopo che una delle due sorelle vittime degli abusi ha raccontato la drammatica situazione alla maestra. Quindi vedete quanto è importante il ruolo della scuola certe volte. Cominciamo con Monreale. Violentate per 12 anni, fin dal 2011 e fino ai giorni nostri, dal nonno e dallo zio, con la complicità dei genitori. È la triste storia di due sorelle, oggi di 13 e 20 anni, ma per le quali le violenze sono iniziate prima dei 10 anni. Una storia di pedofilia maturata a casa ed interrotta soltanto grazie alla confessione della più piccola delle ragazze alla maestra, che ha fatto scattare l'indagine. Sì, perché quando la ragazza aveva raccontato al padre, questi si era arrabbiato molto, ma tutto era finito lì. Violenze organizzate perché, in base al racconto della ragazzina minore, mamma mi faceva prendere la pillola, un'accusa pesante che andrà verificata. 3 uomini e una donna sono stati adesso arrestati dai carabinieri di Monreale, sono i genitori, proprio il padre e la madre, e poi anche il nonno e uno zio. Le accuse sono di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. La donna arrestata, la madre, così come suo marito, il padre, avrebbero tollerato e persino agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. Rispondono dei medesimi reati perché ritenuti responsabili in concorso di quanto contestato, poiché, pur a conoscenza dei fatti, avrebbero tentato di coprire le responsabilità dei parenti. Un ulteriore orrore nell'orrore vissuto dalle due sfortunate ragazze. Una storia assurda di abusi nella quale gli orchi sono in famiglia e i genitori ne sono complici. Le due sorelle sono state collocate in comunità subito dopo la segnalazione del caso, anche durante le indagini. La procura per i minorenni, diretta da Claudia Caramanna, sta seguendo la vicenda ed è in stretto contatto con la struttura. I due volti di Catania, tranquilla di giorno, il regno dell'illegalità nelle ore notturne, le baby gang soprattutto, che creano naturalmente paura oltre che a creare una serie di danni. I cittadini chiedono più controlli, denunciano i troppi casi di microcriminalità anche in centro e quindi così cominciamo per questo una nuova inchiesta del nostro TG Sicilia, Catania insicura. Io vivo nel centro storico, si vive bene di giorno e poi di sera ci sono problemi. Una città dai due volti, così Catania viene descritta da chi ci vive. Tranquilla di giorno e insicura nelle ore serali e notturne, soprattutto nel centro storico. Che rubano macchine, spaccano i vetri, girano parecchi extracomunitari molesti, ci sono parecchie aggressioni, è sporco perché fa schifo. Esco, mi faccio le cose che devo fare, poi pomeriggio non esco più. Qualcuno teme che la sospensione del reddito di cittadinanza possa accrescere il disagio sociale e di conseguenza i casi di microcriminalità. Questo reddito di cittadinanza la stanno togliendo, è un problema. È meglio che fanno qualche cosa. È un centro storico pericoloso, per esempio si portano gli sportelli della macchina, si portano quelli. Di esserci più attivazione nelle forze pubbliche. Girando per il centro c'è chi ci dice di vivere la città senza problemi di sicurezza. Sera esco sempre col cane, mai avuto problemi. Magari domani sì, non lo so. Speriamo di no. Insomma, dipende anche i quartieri, le zone. Poi tutto il mondo è paese. Dopo i recenti casi di violenza tra i giovani, qualcuno denuncia la presenza di troppe bande di ragazzini che non rispettano le regole. È cambiato tante cose, specialmente la gioventù di ora, non c'è più rispetto per nessuno, guarda, c'è un'aria proprio. I vandali ci sono in giro, ragazzi troppo maleducati, c'ho lo schifo. Voi come residenti avete paura? È un po', la notte di più. Cosa succede di notte? Di tutto e di più.
Allora, la sera ci sono bande di ragazzini che fanno quello che vogliono, spaccano, rompono, a parte i vari furti costanti e continui delle automobili, pezzi di macchina, come sempre. In centro non manca la presenza delle forze dell'ordine e sono diversi i posti di blocco. I cittadini però chiedono maggiori controlli nelle ore serali e notturne. Cosa chiedete? Più sicurezza, sicuramente, più certezza delle pene, persone che devono veramente essere prese e punite, perché sennò così non se ne verrà mai fuori. Eccoci qua, allora adesso vogliamo vedere un po', Angelo, se i quotidiani siciliani ne parlano, immagino di sì. Proprio così, Michele, perché cominciamo dalla Sicilia, perché ha una intera pagina dedicata proprio a questo fenomeno della microcriminalità o delle baby gang. Una baby gang terrorizza il centro storico. Alla Villa Pacini un branco composto da 30 ragazzi sabato sera ha prima picchiato 2 giovani e poi un minore. I poliziotti delle volanti hanno sentito le urla delle vittime mentre raccoglievano le testimonianze della prima aggressione, quindi diciamo che è un fenomeno in crescita quello di cui abbiamo parlato nel servizio e del quale il governo sta cercando anche di interessarsi con una legge, con una norma ad hoc. Ne parleremo fra non molto. Intanto proseguiamo con la Sicilia, che ha proprio questo tema. Meloni accelera e pensa ai giovani, ecco, perché la parola d'ordine della Premier è rimanere coesi, risorse da concentrare sui salari, la sanità, le famiglie, ma soprattutto su un decreto che sta per essere varato a proposito dei giovani. Lo vedremo nei particolari. Poi la cronaca: nonno e zio abusavano delle nipotine coperte dai genitori, 4 arresti, Monreale sotto shock. La notizia davvero che ha sconvolto, ha stupito davvero tutti. Poi ancora sempre la fotonotizia, come sempre sulla prima della Sicilia, un filo di fumo, primi 7 indagati per il rogo di Fontanarossa. C'è anche Torrisi, AD della SAC, atto dovuto, dice la procura, via gli accertamenti tecnici e adesso è guerra di perizie. È un titolo malizioso, questo qui, un filo di fumo. Un filo di fumo. Poi ancora, torniamo sempre, e restiamo sempre sulla prima pagina, tutela degli orfani ucraini, in campo la procura, il tribunale etneo nomina un curatore. I bambini che sono arrivati dall'Ucraina hanno bisogno di essere, diciamo, seguiti con grande attenzione. Ce ne siamo occupati ieri a polizia. Ieri ad Augusta ha arrestato anche una donna di 60 anni che spacciava crack, ricattava i clienti, una sorta di, diciamo, una mamma crack viene definita. Mamma crack. E ancora il caro volo, le compagnie aeree, Urso prepara decreto stop a prezzi alti per i costi nascosti. Oh, questa è una buona notizia, un decreto addirittura nazionale finalmente, quindi che non è un problema solo nostro anche siciliano. se le compagnie comunque continuano a dire che questi provvedimenti sono praticamente illegittimi e vanno contro la concorrenza. C'è qualche buona notizia che arriva da Catania. Sono stati prorogati i contratti a 95 professionisti grazie a dei finanziamenti diciamo, che il Comune è riuscito a reperire dall'Europa. Poi ancora a Catania, circolazione più sicura, sono finiti i lavori di rifacimento della importantissima arteria che collega, diciamo, la città da una parte all'altra, la attraversa dal mare sino alle periferie. Poi a Taormina, su questo ci torniamo, rifiuti stangata per i distratti, così dice il sindaco De Luca. Fra poco ci torniamo quelli su che questo. non pagano la tarina. Sono un po' distratti. Allora torniamo a quanto abbiamo sentito e letto sulla prima pagina. Fontanarossa, 7 indagati per il rogo, c'è anche la di Torrisi ed è già guerra di perizie, indagine per incendio doloso, via gli accertamenti irripetibili, un atto dovuto, l'iscrizione di vertici dirigenti. Ecco, poi viene spiegato cosa cercano i magistrati. Il primo nodo, i consulenti SAC, campionamento distinto fra i materiali originari e quelli dell'autonoleggio, e il sopralluogo si ferma. Insomma, ci sono le prime mosse chiaramente della difesa. Da parte della difesa. Poi ancora l'altra notizia che ieri però ha veramente sconvolto di nuovo l'Italia: abusavano delle nipoti e i genitori lo sapevano. Manette per il nonno, per lo zio, ma anche per mamma e papà di 2 ragazzine. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni.
E poi Michele, la notizia che anche di ieri, della quale ci siamo occupati proprio nei telegiornali nella giornata, ieri sera al Policlinico di Palermo in aumento le vittime di violenza sessuale, 37 casi quest'anno accertati. È una cifra enorme. Non si tratta di dati, di denunce che poi devono essere verificate, ma qua ci sono degli accertamenti proprio fatti in ospedale. Parla Don Fortunato Di Noto, che dice: abusi sistemici, figli della logica del posso fare ciò che voglio. Questo è il commento di Don Fortunato Di Noto. E poi dicevamo, andiamo a Taormina, dove c'è la linea dura sulla differenziata. De Luca stabilisce multe fino a 450 euro. Per le utenze produttive, nel caso di recidiva, è prevista anche una misura accessoria. L'attività potrà essere sospesa per 3 giorni, quindi c'è il pugno duro da parte del sindaco di Messina. Poi una parentesi che ci porta lontano dalla cronaca, però è importante. A Brindisi Catania, lo abbiamo anticipato ieri ai nostri telegiornali, si gioca a ottobre e ieri è stato presentato anche voglio la Serie B, il nuovo acquisto del Catania. Però mi piace sottolineare stamattina questa lettera che arriva dai tifosi della Curva Nord. Dice: i seggiolini rotti al Massimino li paghiamo noi. Sono intervenuti i tifosi, la tifoseria organizzata, e ha praticamente scritto questa lettera. Dice: il danno viene pagato da noi. Un bellissimo esempio di civismo, ma non di assunzione di responsabilità, ma fare capire a chi ha commesso quegli atti che non deve essere fatto. Quindi i tifosi organizzati rispondono così a chi ha di fatto in qualche modo distrutto i seggiolini al Massimino. E poi andiamo alla edizione di Palermo di Repubblica, perché ci sono 2 temi in prima pagina. Sanità e potere, la grande spartizione, si insiste perché c'è alta tensione nel centrodestra sulle nomine dei manager. Ecco il Cencelli delle poltrone, viene spiegato l'assegnazione. Il manuale della divisione. Esattamente, ma intanto c'è un primario che dà l'addio. La politica discute, i pazienti restano senza assistenza perché i pronto soccorso in particolare sono super affollati ed è difficile davvero gestire l'emergenza. Gli orchi erano in famiglia, qui torna il tema, gli abusi nel palermitano, 2 sorelle violentate fin da bambine, arrestati papà, nonno e zio. La mamma dava la pillola del giorno dopo. Una delle vittime si è confidata con l'insegnante ed è da qui partita l'inchiesta. Adesso le 2 ragazze sono in una comunità. Bruttissima vicenda quella che abbiamo raccontato. Scrive: gli orchi erano in famiglia, sorelle violentate per anni, arrestati papà, nonno e zio, anche la mamma che dava la pillola del giorno dopo praticamente a una delle figlie. Almeno questo è il racconto delle ragazzine. E poi la vicenda della sanità. Potere e voti, il centrodestra prepara la grande spartizione. Entro ottobre vanno nominati 18 manager di ASP e ospedali, stilato il Cencelli delle poltrone, ma fra i partiti è scontro. Possiamo dire, queste ovviamente sono quelli che vengono indicati come i papabili in pole position. Esattamente, questi sono i 4 nomi che vengono segnalati da Repubblica. Ma lo scontro è lì spiegato. A Fratelli d'Italia com'è? E Forza Italia spetterebbero 6 nomi ciascuno, 2 per la Lega, MPA e DC. Non tutte le aziende però hanno lo stesso peso. E quindi insomma solite storie. Andiamo adesso al giornale di Sicilia, che ha un titolo forte: abusi, l'inferno in famiglia. 2 sorelline violentate per oltre 10 anni dal padre, dal nonno e da uno zio, col silenzio complice della madre, arrestati tutti e 4, l'allarme lanciato da una insegnante. La preside dice: così a scuola si scoprono le vittime, perché la scuola è stata fondamentale in questo caso. E poi c'è l'intervista ad un medico che dice: stupri in crescita del 40%. Mamma questo mia. È il dato davvero impressionante. E viene anticipato, vedete sulla prima pagina del giornale di Sicilia, quello di cui parleremo poi con i quotidiani nazionali: decreto anti-baby gang, saranno tolti i cellulari. Bellissimo questo. E ti dico di più, si profila anche la chiusura dei profili social.
Questa è una buona notizia. Ci sono notizie da... Così la finiscono di vantarsi di fare le loro porcate sui social. E quindi diciamo sono in arrivo tantissime novità, vedremo poi in che cosa si concretizzerà questo provvedimento. Messina, mai più ghetti sociali, ripartono le operazioni di sbaraccamento e sono pronti i 2 parchi urbani. Insomma si lavora a Messina, si cerca di rendere la città più moderna ma soprattutto più sicura anche, e si evita il degrado. Eccola anche qui la notizia: in arrivo le misure contro le baby gang al vaglio del governo, tra le norme lo stop all'uso del telefonino per i condannati. Questa è una delle notizie, ma il provvedimento è davvero molto interessante. Parla il fratello di Kevin, quel video è un atto di autogiustizia, povero, veramente. dice, e poi vedremo che ci sono altre indagini in corso, forse i casi di questo tipo, di questi lavori senza autorizzazione salgono a 10 e su questo la magistratura sta cercando di fare luce. Mi fermo qui per la rassegna stampa regionale. D'accordo Angelo, allora facciamo una breve pausa, poi vedremo i titoli dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano, che ci presenta la rassegna stampa nazionale. Sì Michele, allora come già anticipato i temi stamattina, a parte la manovra che vediamo sul Corriere della Sera, manovra stretta sui conti, questo è il titolo principale. Baby gang però, arresto in flagranza dai 14 anni e l'ipotesi di vietare il cellulare. Allora andiamo subito nella pagina interna del Corriere, perché dice multe, Daspo urbano e arresto dai 14 anni, ma i ministri si dividono sullo stop sui cellulari, e oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, il provvedimento proprio contro le baby. Ma perché gang. noi siamo favorevoli? Perché, ricordiamolo, la vicenda precedente, quella di Palermo, lo stupro di gruppo, ha avuto proprio i cellulari al centro, cioè l'idea di vantarsi di avere fatto una violenza sessuale al telefonino, quindi ecco perché è importante, non perché vogliamo essere cattivi, assolutamente no. Guarda, però ci sono alcuni punti del testo che è in esame. Ieri c'è stato il pre-consiglio dei ministri, il questore l'avviso orale, perché ci potrà essere un avviso orale al 14enne, la multa ai genitori fino a 1.000 euro, e quindi si punta alla sicurezza pubblica, perché l'avviso orale del questore, l'ammonimento per i 14enni scatterebbe in caso di risse, violenze, minacce tra minori, figli senza scuola. Si rischia adesso il carcere, perché prima c'era una multa di 30 euro, adesso si rischia anche il carcere fino a 2 anni. Questi sono i provvedimenti. Cioè se tu non mandi il tuo figlio a scuola, prima c'era una multa di 30, così il codice prevedeva una multa di 30 euro. Adesso c'è un nuovo articolo che punisce fino a 2 anni di carcere i genitori o chi ha responsabilità genitoriale e non manda a scuola. È enorme questa cosa, importantissima. Quindi c'è una vera e propria stretta. Il governo alle baby gang, stiamo su Repubblica, se un ragazzino uccide paghi come un adulto. Questo praticamente e questa è ovviamente il massimo. Il massimo, diciamo. E poi scriviamo e leggiamo, soprattutto il baby Daspo in Consiglio dei Ministri, il decreto legge con la stretta sulla criminalità giovanile, ipotesi stop ai cellulari e carcere per chi non manda i figli a scuola. Addirittura carcere? Carcere fino a 2 anni per chi non manda i figli a scuola. Caspiterina. Questo è il tema trattato stamattina sui quotidiani. Anche il Messaggero, reati dei minori, la stretta, via i telefoni a chi delinque e i genitori responsabili. Quindi c'è in arrivo, insomma, una bella stretta. Finalmente qualcosa si muove, invece di parole. E allora poi andiamo sempre, stavolta sul Corriere, torniamo sulla prima pagina, da lì siamo partiti perché i raid di Mosca nel Donbass, orrore e morte nel mercato, si continua a parlare di conflitto in Ucraina, ma proprio a metà pagina c'è questa fotonotizia per i funerali del musicista, il giovane musicista ucciso a Napoli, la sorella: Napoli sei tu, quello che dice, e vedete poi la bara bianca. È un momento davvero di grandissima commozione. Lasciamo il Corriere, siamo adesso su Repubblica, abbiamo già parlato della baby gang, la crociata di Salvini, ma c'è questa fotonotizia forte: Ucraina, strage al mercato, 17 morte, c'è l'allerta NATO in Romania. Cioè, hanno bombardato un mercato, quindi civili, assolutamente certo che lì ci sono mamme, bambini,
Salvini e altri, e qui gli tirano le bombe. E il conflitto adesso rischia di allargarsi perché c'è stato uno sconfinamento di un drone che è arrivato praticamente in Romania. E adesso si pensa praticamente a calmare le acque, a fare stare un po' più tranquilli tutti quanti. Lasciamo Repubblica, siamo adesso alla prima pagina della Stampa. Eccolo qui, così l'Europa può evitare la paralisi, questo è il titolo scelto, come dicevamo, dalla Stampa, perché parla Mario Draghi, è rimasto a lungo in silenzio, un suo intervento per tornare, dice, a tornare alle vecchie regole fiscali sarebbe l'esito peggiore, quindi bisogna evitare di irrigidirsi, di tornare a quelli che erano i parametri ognuno per sé, questo dice lui in sostanza, smetterla di pensare a ognuno per i fatti suoi. Questo è il suo concetto. Poi ancora bombe sul mercato, anche qui, prima pagina sulla Stampa, Mosca, la rivolta dei professori, perché pare insomma che a Mosca ci sia adesso una ribellione. Una ribellione, ma vedremo che effetti avrà. Fino a questo momento tutti quelli sarebbe la prima volta che c'è qualcosa di società civile che si muove in Russia, da molto che non se ne sente parlare. Questo per quanto riguarda la prima pagina della Stampa. Adesso andiamo a vedere gli altri quotidiani di questa mattina. Siamo al Giornale, eccolo qui, senti il titolo: Draghi, fratello d'Italia, l'ex premier interviene a sorpresa sull'Economist, l'Europa non torni al patto di stabilità, bisogna cambiare un assist all'esecutivo Meloni, in qualche modo un parere autorevole quello dell'ex premier, ex presidente anche della Banca Centrale Europea. E poi ancora manovra uccisa dal bonus, il governo alza il deficit al 5%, per dire che il deficit, insomma il bonus pesa tantissimo. Anche qui la stretta contro le baby gang e si parla della possibilità di togliere i cellulari. Scuola e galera per i baby criminali, tolleranza zero, il concetto stavolta rafforzato da Libero in prima pagina. Siamo adesso su Avvenire, che parla di martirio dell'Ucraina, la vicinanza del Papa espressa ai vescovi del paese nel giorno della strage al mercato di Donetsk, 17 civili uccisi. La Romania ancora scrive: frammenti di drone probabilmente russo sul nostro territorio, tensione, ma si parla di incidente, e questo in qualche modo calma le acque. Addio al musicista, tu sei Napoli, reati dei minori, togliere i cellulari, che stanno diventando praticamente al centro proprio di questo provvedimento, perché attraverso i cellulari poi i ragazzi riescono a fare rete, riescono a vantarsi delle loro... e a creare la rete delle complicità. La rete delle complicità, certo. Il fronte della gioventù, stavolta siamo sul manifesto, il titolo. Come si chiamava una volta. Esatto, e si scrive: arriva in Consiglio dei Ministri il decreto contro le baby gang, il governo se la prende con i social, gli smartphone dei ragazzini e l'ultima legge spot sull'onda dei fatti di cronaca da piazzare nella trincea. Cioè il manifesto è contrario a questa assolutamente cosa. Contrario. Bisognerebbe sapere cosa pensano loro di fare, invece cosa si dovrebbe fare. Adesso cercheremo magari non lo so. Ma andiamo a leggere altro sul Tempo. Stavolta a Cutro sbagliò Frontex, emergenza sbarchi, la procura di Crotone e l'agenzia europea indicò rotta e posizione errate, quindi diciamo che in qualche modo si sta chiarendo quello che è quindi c'è avvenuto. Una responsabilità europea, non nostra. Così almeno scrive questa mattina il Tempo. E poi leggiamo ancora l'idea del centrodestra per Firenze, Batistuta candidato sindaco, l'ex giocatore della Fiorentina. E in poi... romanesco dice sempre che gli arabi non mi offrono di fare il sindaco di Dubai. E quindi questo è, diciamo, l'intervento dell'ex, diciamo, bomber. E anche qui però Daspo ai 14enni, pene per i genitori. Questa è la notizia che viene riportata anche sul Tempo. Probabilmente abbiamo la possibilità di leggere ancora qualche prima pagina
pagina e allora, visto che siamo sulla Nazione, manovra, ci sono risorse solo per i salari, scrive la Nazione, è un fatto, diciamo, che interessa a proposito della manovra economica che il governo sta ultimando. E ancora, per chiudere, siamo con l'Osservatore Romano, ponti non muri, con questa notizia. A Lima in Perù è iniziata la demolizione del cosiddetto muro della vergogna che separa i quartieri ricchi da quelli poveri. Questo è il titolo stamattina scelto dall'Osservatore Bellissima fotografia Romano. anche. Mi fermo qui. Benissimo, facciamo pausa e vediamo un po' il tempo e poi parleremo proprio di educazione sessuale. Guarda caso l'argomento di cui si parla, che sta sotto tutti questi fatti di cronaca di cui purtroppo ci stiamo occupando in questo periodo. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà l'alta pressione dominante sulle regioni centro-settentrionali dove avremo prevalenza di sole. All'estremo sud, come sulla Sicilia, un vortice di bassa pressione presente sullo Ionio sarà responsabile di piogge, specialmente nella seconda parte della giornata, sui settori centro-orientali del territorio. Altrove prevalenza di sole con al più qualche nuvola di passaggio, ma comunque senza particolari conseguenze. Caldo sì, ma senza picchi esagerati, valori massimi che non andranno oltre i 30-31 gradi nelle ore centrali della giornata. Instabilità che poi proseguirà nella giornata di venerdì. Sui settori sempre centro-orientali, nuvolosità in aumento nella seconda parte della giornata, con associate precipitazioni che potrebbero essere anche a sfondo temporalesco. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Caldo sì, ma senza eccessi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Siamo con un ospite a cui diamo il benvenuto, la dottoressa Cristiana Bonaffini, che è psicologa e sessuologa. Grazie della sua presenza, è quanto mai necessaria in questo momento. Tanto per parlare di violenza sessuale, riassumendo due dati che ci ha appena fornito Angelo: 37 casi denunciati a Palermo di violenza sessuale, accertati. Quindi, cioè, non è che sembra, si dice, pare. Seconda cosa, c'è una crescita, dicono le statistiche, del 40% delle violenze sessuali, naturalmente, solo nella città di Palermo. Allora, la prima domanda è ovviamente d'obbligo. Dottoressa, che impressione si è fatta, che idea si è fatta di Monreale? È una cosa terribile, ma com'è possibile? Qui c'è un caso di pedofilia agli estremi, ma con la copertura dei genitori, addirittura la mamma che è accusata almeno di dare la pillola il giorno dopo a queste bambine. Purtroppo non mi stupisce. Vede, il problema... Alziamo un po' il volume della dottoressa, per favore. Dicevo, non mi stupisce, il problema è sotteso, questa è solo la punta dell'iceberg. Le violenze in famiglia da sempre sono transgenerazionali. E se ci pensa è perché proprio manca un'educazione, magari a loro volta nella loro storia le famiglie, il nonno... Possono avere subito... Certo, è proprio quindi che cos'è? uno stile maschista, maschilista, violento. Facciamo finta di niente, è proprio diventato un errore così grossolano l'assenza di una cultura profonda e di una educazione alla affettività e sessualità, perché se io educo alla sessualità io insegno a capire cosa sono le mie emozioni, certo. Insegno a capire i miei confini. Dottoressa, è pazzesco, mi metto in mano il telefonino per dire: da una parte abbiamo il massimo della tecnologia, del progresso, del futuro, baraban, e poi dall'altra abbiamo ancora queste forme di arretratezza culturale, certo. Che sia chiaro, non riguardano solo la Sicilia, le nostre terre, non stiamo parlando di quello, è tutto il mondo del paese, quindi questo problema non c'entra assolutamente, stiamo tranquilli, non stiamo parlando di quello, perché sennò dovremmo dire Caivano, per esempio, ma non c'entrano le località, purtroppo si tratta di una cultura diffusa. E su questo, dottoressa, le volevo chiedere l'importanza della scuola. Perché? Perché la vicenda di Monreale è venuta fuori perché una delle ragazzine si è confidata con una maestra. E ha avuto la fortuna di incontrare una maestra che ha saputo ascoltare. Neanche i professori sono formati all'educazione sessuale.
Esistono delle associazioni, esistiamo noi, esistono gli educatori sessuali, tutta l'Europa, quasi tutto il mondo. In Europa siamo oramai in 5 i paesi che non hanno creato una legislazione adeguata, quindi siamo in balia di chi si sveglia. Può ripetere, 5 paesi? Soltanto in 5 paesi in Europa manca l'educazione, tutto il resto è Uno Stoccolma. di quali è il nostro? Certo, a Stoccolma è dal 1955. Ma ce l'avevamo prima? Non è mai stata legiferata, è stata affidata sempre alla bontà e all'illuminazione dei presidi. Ma cosa da pazzi? Ne hanno fatte proposte dagli anni 70 al 2015 tantissime. Chissà per quale misterioso motivo non viene mai... Ma davvero, una cosa, assieme all'Angelo, dobbiamo dire, al DASPO, ai telefonini, fate l'educazione sessuale obbligatoria a scuola con persone preparate. Accompagnate il telefonino da un adulto che vi spiega che quella non è realtà, che le visioni pornografiche commerciali adesso ci arriviamo sui telefonini. Però le volevo dire ancora a proposito della scuola, dottoressa, mi scusi, delle volte, nonostante questo fatto che il nostro paese non ha un'educazione sessuale obbligatoria, eccetera, eccetera, i disegni o i temi, soprattutto dei più piccoli, disegni per i piccolissimi, i temi già per chi riesce a concepire pensieri, computer, eccetera, possono essere spie importanti. Certo, ma sempre se c'è qualcuno che sa leggere e sa ascoltare. No, lo stiamo vedendo per l'appunto, guarda Michele, lo possiamo vedere anche grazie alla regia. La scuola come sentinella, quando l'orrore affiora nei disegni... Vediamolo a tutto schermo. Eccolo qui. Quando l'orrore affiora nei disegni o in un tema. Ecco. Ma chi ha la competenza per leggere quel tema? Beh, ma insomma, non è difficile. Quando è palesato, ma i bambini pensano che quello che sta accadendo è tutto giusto. Il bambino costruisce la propria identità sul feedback che il genitore o il modello di riferimento adulto gli rimanda. Se io cresco in una famiglia dove tutti si violentano e tutti mi violentano, perché devo arrivare a capire che è sbagliato? Non senti comunque un trauma? Un dolore, ma se la famiglia mi insegna che tutto questo è normale. Cioè se il trauma fa parte dell'esistenza. Finché quindi... poi magari cresce, capisce che nelle altre compagnette a casa degli altri non succede. È un torniamo indietro, dottoressa Bonafini. Allora, da quando è, secondo lei, necessario cominciare a parlare di sesso e educazione sessuale con i figli? Noi nasciamo sessuati, la sessualità ci accompagna da quando nasciamo a quando moriamo, anzi cerchiamo di diventare sessuali e di capire la nostra identità. Quindi da sempre, da quando il bimbo comincia a porre le prime domande, mamma perché io non ho il pisellino e lui ha il pisellino? Subito cominciano a chiedere queste cose. Bisogna essere capaci di dirlo in maniera che non ferisca. Senza pensare che è un tabù. Adesso è più il padre o la madre? O non c'è più il padre o più la madre? I genitori sono punti di riferimento. Una sciocchezza questa che no, l'ho detto. Dipende dalla famiglia. Perché è una curiosità che noi genitori tante volte abbiamo avuto quando uno dice senti parlaci tu, no? Esatto. Quando però avevamo le figlie femmine. No? Oggi è diventato un parlaci tu, no, parlaci tu, no, parlaci tu, finché i ragazzi sono alla fine non ci affidati parla nessuno. a immagini veramente mostruose. Sì, sì. Ecco, anche questo è importante, come farli confidare nelle loro scoperte? Cioè, per esempio, ammettiamo che succeda un fatto scabroso, magari il bimbo o la bimba non ha tutta la voglia e lucidità che abbiamo noi adulti per dire papà, mamma, oggi mi è successo un fatto gravissimo, è venuto... Invece manda dei segnali. Prima, se io ho insegnato ai miei figli da sempre che il loro corpo è il loro corpo e nessuno lo deve toccare, se io ho insegnato ai miei figli che ci sono dei confini di rispetto a proposito della parola, rispetto che è dentro l'educazione sessuale, fa parte. Non arriva, la prima volta che accade qualcosa di particolare saranno loro stessi a intuire che non va bene. È proprio dare gli strumenti all'essere umano per proteggersi. I ragazzi sono in balia, sono autodidatti, sono veramente in pericolo, non capiscono più cosa è giusto e cosa è sbagliato. E tante volte purtroppo finiscono nelle mani sbagliate, come è successo a Monreale, come è successo a Caivano, come succede in tante altre parti. Siamo arrivati alla parola chiave, dottoressa, rispetto. Rispetto che riguarda maschi e femmine, e tutti diciamo, perché i maschi, noi dobbiamo imparare che la donna non è un oggetto di possesso né quando siamo piccolini né tantomeno quando siamo adulti. Ecco poi i femminicidi e tutto, perché o con me oppure muori, questo è il femminicidio.
E viceversa, se posso permettermi, anche la donna deve imparare questo, cioè che non è... no. Che, un attimo, mi faccia dire che non è un oggetto di desiderio, non deve essere oggetto di desiderio, ma deve essere una persona emancipata, colta, libera, che non deve farsi desiderare da qualcuno e così si realizza. Dico bene o dico male? Benissimo, solo che dobbiamo imparare per primi noi a capire che è un fatto culturale radicato e dobbiamo cominciare a modificare i nostri schemi, i nostri malintesi, i nostri stereotipi. Siamo in una società maschista. Com'è la società? Maschista. Manco maschilista, maschista. È peggio, perché il maschista non accetta quella parte femminile che tutti abbiamo. Abbiamo un'anima, abbiamo un animus, lo disse Platone, insomma è banale oramai. Cos'è? Abbiamo la parte femminile noi? Certo, abbiamo ormoni maschili e ormoni femminili, sia noi che... E questo cosa significa? Cosa comporta dal punto di vista solo culturale? Quando l'uomo accetterà questa parte femminile finiranno femminicidi, misoginia, omofobia. Se ci pensa, alla base della misoginia sto cominciando e a pensare, cioè rifletto che questa cosa in fondo è anche una cosa mia e quindi siamo alla fine... Non l'aggredisco, perché per ora la temo, quindi la devo aggredire. Diciamo che c'è anche una parte, secondo me, di paura del femmineo. Sì, anche secondo me. E il fatto che vadano in gruppo significa che hanno paura, che da soli non sanno fare niente. Fanno gli sbruffoni. Fanno gli sbruffoni. Sì, ma poi da soli... Su un potere che è quello della violenza carnale, che è così superficiale. Perché non insegniamo ai ragazzi ad avere un potere sulla loro regolazione emotiva? Perché arrivano alla violenza, perché non si sanno trattenere. Se non ti sai trattenere non hai imparato né a riconoscere le tue emozioni né a gestirle. Ma noi genitori possiamo essere i primi educatori sessuali? Sì, ci riusciamo? Se liberiamo la nostra mente dai tabù che ci hanno accompagnato per oramai troppi anni, penso che ci vogliano, secondo le ultime stime, c'è circa 150 anni per modificare questa cultura. Porca miseria, siamo rovinati. Possiamo impegnarci. Siamo rovinati. Però impegniamoci seriamente, non facendo finta di trovare delle soluzioni come togliere il telefonino, che sarà fantastico come idea, però andiamo prima, quella è la punta dell'iceberg. No, lei giustamente mette in evidenza quello che dovrebbe essere, come dire, una cultura diffusa in un paese sano, nei paesi sani, cioè quindi tutto l'Occidente, il mondo intero e così via. Però la situazione è quella che sappiamo. Allora, in una situazione di emergenza come questa, come possiamo aiutare i nostri bambini o i nostri ragazzini a saper riconoscere il sopruso? Perché tante volte manco lo riconoscono, pensano che la vita è fatta così, che magari certamente sentiranno il dolore, come diceva lei, ma poi la capacità di denunciare il sopruso, e questo riguarda anche i rapporti tra persone un po' più grandi, cioè quando la donna deve immediatamente captare che quello è un sopruso. Quando uno ti chiede non devi uscire, non devi fare questo, ti do uno schiaffo, cioè, se uno non avverte che quello è un sopruso ed è un campanello d'allarme enorme, poi dopo il rischio è ancora maggiore, no? Vedere se quella persona è cresciuta con questo modello di riferimento, magari anche sua mamma era trattata così dal padre. È proprio storico, quindi o noi cominciamo a diffondere un messaggio in cui il concetto di maschile e femminile non ha più nessuno dei due potere sull'altro, ma lo dobbiamo raccontare da 0 anni. Quando i genitori si spaventano dell'educazione sessuale perché questo è il loro timore, temono che noi educatori sessuali li spingiamo alla sessualità. No, noi li vogliamo solo rendere coscienti di quello che lei mi sta dicendo. Questo è molto bello, cioè non è che se tu parli del sesso li spingi. Anzi, le ricerche non dicono questo, è proprio grossolano che stiamo ancora parlando. È grossolana. Sì. L'ultima cosa che le chiedo, purtroppo starei qui delle ore a parlare perché dice delle cose talmente interessanti, poi noi siamo tutti genitori, tra l'altro anche di ragazze, quindi figuriamoci. I telefonini, questa questione dei telefonini, il mio collega e io stamattina eravamo entusiasti dicendo giustissimo, bravo, bisogna togliere questi telefonini perché questi si vantano e c'è questa forma ormai risaputa, no? Noi giornalisti la raccontiamo, che il successo, una delle forme deviate del successo è anche fare cose scabrose, vietate,
violenze, eccetera, perché tanto poi ti guardano tanti e hai tanti like. Una perversione. Ecco la vicenda dello stupro di gruppo di Palermo. È una bella perversione se ci pensa. Togliere i telefonini è la strada giusta? Se non è accompagnato da una rivoluzione culturale ed educativa, no. Se no è proprio giocare. Togliamo i telefonini e cominciamo a spiegare che cosa sta succedendo, che cosa è, le mie aspirazioni quali possono essere, che cosa voglio da una relazione, che cosa permetto all'altro, quali sono i miei limiti, i miei confini, insegno a dire no alle ragazze, insegno a dire no anche ai ragazzi. Perché no? Ma tutta questa bella cultura, chi è in grado oggi di esprimerla? I formatori. I sacerdoti, le famiglie, le Ma mamme, facendo un corso di formazione, noi abbiamo studiato tantissimo. Si fanno i corsi di formazione? Io sono una sessuologa, ho studiato. In tutta Italia ci sono scuole di sessuologia. Come si chiamano? Scuole? Di sessuologia. Di sessuologia. E io mi ci iscrivo Esistono delle linee guida riconosciute a livello mondiale con degli standard in un protocollo di educazione sessuale che ci spiega e spiega a tutti, adattandolo in ogni contesto culturale e territoriale, che cosa vogliamo proporre ai bambini da 0 a 3 anni, che non vogliamo indurli a fare niente, ma solo giochi. In Svezia cosa fanno? Non spingono alla differenza di genere, perché fino alle scuole materne non c'è genere nelle classi, non c'è l'azzurro per te, il rosa per me, non c'è il maschile, non c'è il femminile, così anche tutte le questioni LGBT, le persone con disforia di genere, coloro che non si sentono bene nel corpo in cui nascono, possono crescere senza quelle paure di essere diverso, nell'accettazione. Non è solo un problema di violenza, è tanto altro, è una questione di identità umana. Nella sessualità c'è tutto, c'è l'identità di genere, c'è l'identità di ruolo, c'è l'orientamento, c'è il comportamento, ci sono le emozioni, è affettività, chiamiamola affettività. Scusi, la interrompo per questione di tempo, è bellissimo ciò che dice. Chiudiamo con una domanda un po' secca, un po' giornalistica, diciamo. La prima cosa sarebbe l'educazione sessuale, togliere i telefonini, le multe ai genitori che non mandano i figli a scuola, cos'altro? Una sensibilizzazione seria, con professionisti seri, con nomi veri, senza vergognarci di chiamarla educazione sessuale, chiamandola rispetto perché mi vergogno, imparare agli adulti che si può parlare di sessualità, si possono usare termini scientifici eleganti. Io faccio conferenze da sempre, mi chiamano oggi i ragazzi dei licei per poter fare le assemblee d'istituto, visto che non c'è una legislazione, compensiamo, ma è troppo tardi. Almeno quello. Al liceo è troppo tardi. Complimenti professoressa, grazie per averci detto tutte queste cose importanti sulle quali occorrerà riflettere molto nel frattempo, mentre affrontiamo le novità dell'attualità, sia per quanto riguarda purtroppo i fatti di cronaca, che insomma sempre peggio, ce n'è uno peggio uno al giorno, ma anche i provvedimenti che il governo intende adottare. Per il momento facciamo una pausa, riflettiamo, pensiamoci e nel frattempo poi dopo ci tireremo un po' il fiato, parleremo di teatro e vedremo un po' di rilassarci con Francesca Ferro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Messina, Federico Basile, grazie di essere nel nostro studio, insieme con lui collegato in collegamento Roberto Ruggeri, che è ideatore di un evento di cui vogliamo parlare per cominciare, Sud Innovation Summit. Che cos'è, sindaco? Ma è un'occasione, è un momento, è un punto di incontro che grazie a dottore Ruggeri abbiamo voluto creare a Messina, a Porta della Sicilia, e quindi ci vogliamo un attimo riprendere al di là di quelle che sono le chiacchiere che da un anno ci portiamo dietro sul ponte sullo stretto. Di cui parleremo fra poco, non pensi che non le chiederò. Per fare aprire appunto l'ingresso in Sicilia ad un evento che vuole essere, si candida a essere il primo evento del Sud Italia sull'innovazione tecnologica a 360 gradi. Bellissimo. Allora, Ruggeri, comincia il 14-15 settembre, mi pare giovedì, venerdì, comunque settimana prossima. Ci vuole dire il calendario di alcuni degli eventi principali, delle cose più importanti? Inizialmente i macro temi sono 3.
Digital Transformation, Soft Working e Cultura e Turismo 3.0. Quindi poi declineremo questi 3 temi con interventi che saranno di 20 minuti, ma anche con tavole rotonde, workshop un po' più dinamici. Allora, lo traduco in italiano per quelli come me che non sono tanto addentro. Allora, trasformazione digitale, cultura e turismo 3.0, cioè quella moderna dei nostri giorni, e lavoro al sud, South Working. La cosa incredibile è che praticamente la Silicon Valley si trasferisce a Messina, perché ci sono LinkedIn, Airbnb, Google, PayPal, oltre naturalmente Confindustria e altre banche importantissime, istituzioni importanti. Complimenti sindaco. Ma ci proviamo, anche perché sarebbe bello se anziché andare noi fuori, chi da fuori fa impresa a questi livelli venga qua da noi. C'è l'Etna Valley, perché non replicare, voglio dire, un esperimento, un'esperienza che ha funzionato anche in maniera diversa nella nostra città. Ci stiamo candidando, come ho detto, a essere un polo di eccellenza, e questo è un punto di partenza, perché se tutte queste grandi major con i vari SEO vengono qua da noi, vuol dire che c'è un interessante elemento di attrazione, e su questo dobbiamo puntare. Cerchiamo di cambiare, se riusciamo col tempo, questa è la sfida, il flusso per far tornare tutti quelli che sono andati via. Questo è lo spirito. Beh, questo è bellissimo, e devo dire, mi permetta sindaco, che siccome parliamo sempre di fatti di cronaca negativi, che non sono solo in Sicilia, sono ormai insomma un po' in tutto il paese, in tutti i paesi, sentire dire queste cose ci fa enorme piacere. Ruggeri vuole essere abbiamo detto, una piattaforma per la connessione, per la collaborazione attrattiva, e con lei ci saranno un sacco di professionisti importanti. Sì, in realtà diciamo che l'obiettivo è duplice. Da un lato ci saranno questi speaker, come ha detto il partner speaker, è molto importante, tra cui possiamo anche citare il direttore marketing di Microsoft, che averlo a Messina, voglio dire, è un piacere. L'idea è appunto, con questi speech di questi speaker, ispirare la platea e quindi fare respirare aria buona, che dia una prospettiva un po' più aperta anche ai giovani, agli imprenditori, a coloro i quali si propongono di essere innovatori. E dall'altro lato abbiamo anche un altro obiettivo, che è quello che probabilmente anche da messinese a me come al sindaco c'è più caro, ovvero quello di ispirare questi speaker, queste aziende con il nostro territorio meraviglioso. Perché quello che probabilmente ancora neanche noi messinesi abbiamo capito, che lo stretto ha un valore che è immenso. Io un pezzettino di mondo l'ho girato, come lo stretto c'è davvero poco, quindi sta a noi poi sfruttarlo, e diciamo che il tempo, i tempi moderni sono anche quelli in cui si aprono scenari per cui proprio si può rimanere a lavorare al sud, perché la prospettiva di vita è sicuramente, certamente migliore che 20 anni fa, quando, come dire, io andai via da Messina perché il Milano era la Mecca. Oggi non è più la Mecca, da Milano si scappa, quindi, come dire, se riusciamo a porre accanto al sole e al mare delle opportunità, certamente faremo bene e otterremo dei risultati. Ma io sono pienamente d'accordo, e anche perché, come per quello che può valere come esperienza personale, condivido esattamente la stessa impostazione di Ruggeri. Anch'io ho avuto Milano come obiettivo, e poi eccomi qua, felice e contento. Sindaco, però qua siamo arrivati al punto, però bisogna arrivarci a Messina. Allora ci arriviamo col ponte. Ci arriviamo anche senza ponte, finora ci siamo arrivati senza ponte, dopodiché abbiamo deciso che dobbiamo fare il ponte. È una storia vecchia, antica. Io ho 46 anni, probabilmente se ne parla da 146 anni del ponte sullo stretto. Penso di sì, dalle ricerche che ho fatto sì. Al di là della battuta, c'è questa nuova legge che rimette in pista un percorso che si era fermato. Io mi sono sempre dichiarato a favore del ponte come infrastruttura. Vediamo di capire, questo è quello che diciamo così, è l'argomento da porre all'attenzione del governo, come questa nuova esperienza non solo debba partire, ma si debba poi concretizzare. Io sono molto pragmatico, sarà la mia giovane età, però mi piacerebbe, questo l'ho detto in diverse sedi anche istituzionali, che il ponte sullo stretto di Messina veda coinvolta la città di Messina, altrimenti poi nasce un attimo un problema. Lei ne ha parlato con Salvini? Ha parlato con Salvini? Sì, ho incontrato il ministro, ho fatto anche un'audizione in commissione ministeriale
infrastrutture e trasporti. Giorno 18 vedrò il presidente Ciucci della società Stretto di Messina. Ciucci, Stretto di Messina. Che cosa gli dirà? Ma dirò quello che ho già detto in diverse occasioni. Si è fatto un ragionamento di riattivazione di un processo a grandi livelli, nazionali e regionali, ma i territori locali, Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, sono quelli che, tra virgolette, subiscono, definiamo così, un impatto importante su un'opera che non è solo di attraversamento, perché a Messina comunque ci si arriva, in Sicilia ci si arriva con tutti i disagi che ci sono, quindi il ragionamento è abbiamo riaperto questo file importante che ha una valenza nazionale, forse anche europea. Le città devono essere protagoniste non perché lo voglia il sindaco oppure abbia bisogno di sedere a qualche tavolo, non ci riguarda, ma a capire come dovrà cambiare tutta l'impostazione rispetto a un progetto che è di 12 anni fa. Lei avrà già un'idea di come vorrebbe la Messina con il ponte? Ma noi abbiamo, il tema è proprio questo, in questi 10 anni si è sviluppato un ragionamento di città senza il ponte. Quindi è chiaro che non si può arrivare dall'oggi al domani e cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo finanziamenti in pancia su aree che poi saranno oggetto di cantiere e io devo capire come sindaco, devo spiegare ai miei cittadini che quell'opera che ho paventato in questi anni non ci sarà più. Allora con quelle risorse cosa ci faccio? Le perdo, non le perdo, le devo spostare. I temi sono molto complessi. Il rischio c'è. Ma c'è qualche cosa che impatta sulle aree di cantiere, ma ripeto non è il problema o il tema del finanziamento, è il tema della gestione complessiva di un'opera che non è metto i pilastri e faccio il ponte, ma cambio totalmente l'approccio sul piano regolatore generale, piano di mobilità sostenibile, c'è tutto un sistema di programmazione che le città... e questo chi lo decide? La regione, lei oppure ma questi sono strumenti governo? Urbanistici del comune, quindi è chiaro che questo ragionamento, ma già l'ho detto, sono convinto che il dialogo non mancherà, debbano poi combaciare con gli strumenti che già abbiamo adottato. È un ragionamento che deve essere fatto su tavoli condivisi. In questo momento abbiamo riattivato un sistema che era sopito, mi aspetto che dai primi incontri che farò la settimana prossima si riattiverà anche una linea di dialogo che, ripeto, non serve al sindaco, ma serve alla città. Che cosa ci deve essere di più e a cosa potrebbe rinunciare con questo nuovo con questa nuova prospettiva del ponte? Ma ripeto, intanto vediamo il progetto. Perché noi abbiamo un progetto del 2010, siamo nel 2023 e so che stanno lavorando per la revisione, sono passati 10 anni sono una vita. Non si fida tanto? No, non è che non mi fido perché sono convinto che le professionalità politiche e tecniche siano valide, ma è chiaro che se non guardo le carte e capisco qual è l'impatto... Finora non le ha viste le carte? Finora non le ho viste. Quindi questo è l'elemento, diciamo, che stride un po'. Ecco, questo lo devo dire, ma lo sanno anche i vertici nazionali. Interessante questo, interessante. Preoccupante. Certo, mi scusi. Che cosa vorrebbe trovare in quelle carte? No, intanto capire se tutto quello che era stato progettato rimane o non rimane, se ci sono valutazioni diverse rispetto a ambiti in cui abbiamo già creato qualcosa in questi 10 anni. E soprattutto capire se al governo interessa il ponte e basta o lo sviluppo dei territori. Ecco, questo è il punto, mi scusi, perché naturalmente su Messina poi bisognerebbe entrare un po' più nel merito e giustamente lei lo farà con i suoi interlocutori. Quello che diciamo tutti, continuamente diciamo, sì, bisogna fare il ponte, però la Sicilia ha le infrastrutture che ha, cioè non c'ha l'alta velocità, per andare da Catania a Palermo, che non c'è niente, vabbè, per andare a Catania a Palermo ci vogliono non so quante ore e quanti passaggi di corsia, eccetera. Tutto questo rientra nei suoi obiettivi? Ma guardi, io diverse volte in questi mesi ho fatto una battuta un pochino provocatoria. Si è detto per tanti anni non serve il ponte ma servono le infrastrutture. Allora io ho sempre detto in questi periodi in cui, ripeto, mi trovo a favore dell'opera Ponte sullo Stretto, probabilmente a distanza di 20-30 anni dall'inizio del dibattito sul ponte, il ponte oggi potrebbe essere il volano per le infrastrutture. Ho ribaltato in maniera provocatoria. Si è convinto. Però non è un problema personale o di convincimento, è un problema di sistema. Quindi il ponte ha un senso se ci sono le infrastrutture collegate. Ne sente parlare? Ne sento parlare, ho visto tavoli, quindi sono convinto che il ragionamento non è peregrino, non mi sveglio la mattina, voglio dire,
Però è chiaro che ci deve essere un sistema condiviso, cioè le famose azioni che camminano di pari passo. Mentre faccio una cosa imposto il lavoro per farne un'altra. Io programmo da sindaco già la prossima estate. Allora, se non si ragiona in questi termini, probabilmente. E se non dovesse avere queste risultati, facciamo l'avvocato del diavolo. Ma c'è una legge dello Stato che ha riattivato il sistema ponte e noi siamo sindaci, come dice qualcuno, di frontiera e abbiamo il polso del territorio. Io sono convinto che non ci sarà questo tipo di problema perché l'interlocuzione deve esserci, ma ripeto, non per un problema personale, ma di sistema. Un'ultima cosa, Sindaco, intanto ringraziandola per la disponibilità anche a accettare un dibattito franco come questo. Angelo, abbiamo letto qualcosa che riguarda invece le aree degradate, di cui si parla da tanti anni. Io sono arrivato 2 anni fa, ormai in Sicilia, e tutti dicono, ma come non la sai la storia di Messina? Che c'è? Le baracche, insomma, ecco, che sono state ormai smontate, abbattute. Ma vediamo il quotidiano, qual è? Sì, è la Gazzetta, così il sindaco lo può leggere là, sullo schermo in basso, vediamo. Stamattina scrive Messina, ma più ghetti sociali, ripartono le operazioni di sbaraccamento e sono pronti anche 2 parchi urbani. Importante questo. È fondamentale, questa è una battaglia che il sindaco De Luca ha fatto in maniera forte, portata avanti prima a livello regionale con una norma che ha addirittura dato l'avvio alla costituzione di un'agenzia per il risanamento, reperendo anche diverse somme. Poi c'è stato l'intervento nazionale con un'altra fonte di finanziamento. Parliamo di un fenomeno che ha oltre 100 anni, anche sì. Qua è risibile nel 2023 ancora parlare non tanto dei risultati che si sono ottenuti, ma del problema che deve essere risolto. Abbiamo messo, diciamo così, in questi anni una serie di azioni in campo. Vorrei ricordare che Messina è stata la prima città in Italia, siamo stati anche un paio di mesi fa al Politecnico di Milano per presentare il progetto, ottenendo 100 milioni di euro sul progetto Pinqua Qualità dell'Abitare, che prevede proprio quello che riporta il quotidiano, parchi urbani, cioè un ragionamento in base al quale dalla demolizione delle baracche e quindi dalla restituzione delle aree non si crea nuovo cemento, ma si fa un ragionamento che va al di là della cubatura, quindi una diminuzione cementizia, ma anche di fruizione del territorio. È una grande sfida, ci vuole tempo, ci sono veramente tantissimi rivoli di queste realtà che purtroppo sono però, prolificate. Mi scusi, per chiudere, quando è che non ci saranno più le aree degradate? Ma guardi, io fino a ieri ho fatto un incontro proprio con l'agenzia di risanamento, perché abbiamo incontri settimanali con tutti i soggetti interessati e non è semplice, anche perché c'è una cultura che purtroppo vive dentro chi in queste baracche abita da tanto. Io dico che rispetto anche al commissario che è stato nominato, probabilmente 3 anni sono un tempo realistico. 3 anni. Però, ripeto, ci sono situazioni particolari che non è semplice gestire. Stiamo lavorando, e devo dire, e poi chiudo, stiamo lavorando su un tema che nessuno aveva poi preso. Quindi il merito è dal 2018 avere riattivato un sistema che era messo da parte. E intanto comunque la settimana prossima ci vediamo a settembre 14 e 15 con tutta la Silicon Valley che si trasferisce sullo stretto per il Sud Innovation Summit con il sindaco Basile e con l'ideatore, che ringraziamo per essere stato con noi, Roberto Ruggeri. Grazie e buon lavoro. Grazie. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con un'altra storia. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo con Francesca Ferro, direttrice artistica del Teatro Angelo Musco di Catania. Benvenuta, grazie di essere con noi. È qui anche per farci tirare un po' di respirare aria fresca, perché Catania ha tantissime bellissime tradizioni. Catania, come tutta la Sicilia, una di queste è il teatro, insomma, basta sentire chi è? Basta sentire il cognome di Francesca Ferro, che già c'è, e c'è tutta una giovane generazione che ama di cataniesi, di siciliani che amano il teatro. Diciamo che siamo più gli attori e chi vuole fare teatro del pubblico. Questa è bellissima, perché detta da te è veramente, io mi permetto di dare del tuo alla dottoressa Ferro, vista la nostra amicizia, ma allora andiamo per ordine. Si comincia a ottobre, giusto? Un cartellone ricchissimo.
gli attori sono quelli che noi conosciamo e amiamo, alcuni di loro, Gino Astorina, Salvo Edoardo Saitta, che salutiamo tutti, no? Gianni Nanfa, Totti Mancuso, Totti e Totino, no? Ernesto Maria Ponte, Sasa Salvaggio, e anche la compagnia del musical con My Fair Lady diretto da Gisela Calì. Vuoi dirci un po'? Sì, allora ci sarà anche a parte il musical, un musical amati che tutti conosciamo, My Fair Lady, bellissimo, bello. E poi ci saranno anche 2 spettacoli musicali con Siri e Paola Turci, uno su Gabriella Ferri, molto interessante, e invece un monologo di Paola Turci su un excursus suo personale, quindi anche 2 spettacoli molto interessanti di queste 2 cantanti donne molto molto forti e con grande personalità. Poi tutto invece il cartellone verte molto sul divertimento, perché abbiamo bisogno comunque di ridere, di stare bene, però sono dei personaggi che conosciamo come comici, che però si cimentano comunque in cose di prosa, teatrali, quindi di un certo livello, no? Di un certo peso, però molto divertenti. Alcuni di loro li stiamo vedendo sullo schermo, mentre Francesca Ferro dice proprio questo: abbiamo bisogno anche di tirare un po' il fiato, perché ce ne capitano qua. No, veramente. Siccome si accende il televisore e ti arrivano bombe dalla mattina alla sera, anche nella vita, diciamo, che viviamo quotidianamente. Noi che facciamo questo di mestiere, ci scusiamo, ma noi facciamo questo di mestiere, dobbiamo raccontare le cose che non funzionano, non possiamo raccontare quelle che funzionano, salvo qualche eccezione, come in questo caso. Non vi invidio. No, come in questo caso il teatro Musco, che funziona alla grande, funziona molto bene. Questo è il 3° anno, la 3ª stagione che io ti avevo raccontato. Ti ricordi che il teatro è stato preso dal teatro ABC, quindi a Carlo Oteri, Mario Fraello, per farlo rivivere, perché il rischio era quello che la sua destinazione cambiasse, quindi non fosse più un teatro, ed era un peccato, perché è stato il teatro forse uno dei più antichi di Catania come prosa, no? Sono passati da tutti i personaggi più importanti di Catania, e Catania in Sicilia è la città più teatrale, quindi vogliamo continuare. Bellissimo questo. E apre la stagione Gino Astorina col Marchese di Ruvolito, che è uno spettacolo bellissimo, esilarante. Poi Gino io lo adoro. È di Nino Martoglio, vero? È di Nino Martoglio, però Gino tratta tutto con una leggerezza e con la classica liscia catanese che noi diciamo. Gino Astorina, che noi tutti qua applaudiamo in silenzio. È una persona meravigliosa, e comunque veramente un artista interessantissimo. Io non lo vedo come un comico, come sì, assolutamente. Io lo vedo, lui è veramente completo. E c'è la regia di Antonello Capodici, che anche lui fa parte, diciamo, di lui è un regista che fa più di una regia al Musco, ed è da sempre che circuita nel teatro ABC al teatro Musco. Questo è importante, Francesca. Il teatro a Catania, malgrado i guai che abbiamo come nelle altre regioni, ribadiamolo per la 50ª volta, resiste al cinema, resiste a YouTube, resiste al podcast, resiste ai social. Allora, io penso che il cinema è destinato pian piano a sparire. Sì, io purtroppo credo che... Ma il teatro, se uno vuole vedere una cosa dal vivo, non se la può fare nella sua camera perché ormai vogliono stare sdraiati a vedere, manco in salotto. In salotto. Però costano, diciamo, non è che uno può chiamare una compagnia teatrale di livello e portarsela nel salotto, no? Non puoi. Ce la dobbiamo andare a vedere, dobbiamo fare quei passettini. Giusto. E andarcela a vedere. E poi non sono tanti, e questo è il segreto, è lo spettacolo dal vivo. Perché anche per voi attori, perché poi Francesca è anche una grande attrice, per voi attori è importante, vero o no? È importante. Allora, il cinema a me piace tantissimo, non posso negarlo, però per un attore fare teatro è sempre molto più bello e emozionante che fare cinema. Il cinema è bello soprattutto da vedere, ma da fare per un attore, stare sul palcoscenico e trepidare, l'emozione di quel momento che è un momento irripetibile. Invece il cinema si può
ripetere quante volte vuoi, no? Quella scena. Sì, loro fanno tutto a pezzo, prima dopo. Certo, ma molti poi... attori dicono, ma io la storia ancora non l'ho capita tanto bene. Esattamente, perché è tutto a spezzoni, magari fai la fine all'inizio, esatto. E poi comunque tu quel film lo puoi ripetere in 1000 sale contemporaneamente. Ma voi sentite l'emozione della gente, del pubblico? Ma assolutamente sì, ma cambia. Allora, se noi facciamo, a volte capita di fare uno spettacolo comico, per esempio, e non hai pubblico, quindi ti sembra, mamma mia, non risulta, non fa ridere, perché non hai il pubblico, non hai il ritorno. Poi quando arrivi alla prima, inizi a sentire il pubblico, si riempie lo spettacolo, cioè il spettacolo senza pubblico non è completo del 50%. Assolutamente. Ed è vera anche questa cosa che insegnate ai più giovani, guarda che devono sentire l'ultima sillaba nell'ultima fila. Assolutamente sì. E purtroppo le nuove generazioni di attori che spesso iniziano dal cinema o dal teatro, parlano in maniera talmente veloce. Ferragni, possiamo dire che salutiamo. Che salutiamo, però salutiamo. Non si capisce nulla, quindi hanno sto motivo, sto modo di parlare che... Ma perché secondo te? Per imitazione di... No, allora è iniziato tutto così. Siccome l'attore deve studiare articolazione, deve comunque avere una preparazione. Siccome molti attori che a un certo punto qualche anno fa sono stati presi attori che non erano attori, quindi parla piano e velocemente, così non si capisce che non sai recitare. E da lì anche gli attori veri adeguati, parla come loro, perché a me è capitato, Ma è entrata anche nel teatro, per esempio, l'inflessione dialettale, che una volta era proibita, è vero o no? Sì, era proibita, tranne il teatro proprio dialettale martogliano, per esempio, c'era o Goldoni, comunque in bene. Ma parliamo di Turiferro, infatti, quando però faceva adesso proprio l'inflessione in generale, anche in uno spettacolo che non è prettamente dialettale, è consentita. È consentita, sì, assolutamente. Anche in televisione, soprattutto in televisione è consentita, e lì veramente non si capisce a volte nulla. È vero, però ti posso dire una cosa, il siciliano, la sicilianità sta diventando ormai un must, cioè proprio noi siciliani siamo... adesso c'è stata la polemica di Favino che diceva hanno preso per fare non so che personaggio italiano, mi pare Versailles, ora non mi ricordo... Ferrari, ecco, Ferrari hanno preso... La polemica è, ma un personaggio italiano interpretato da un attore americano. Questo ha detto Io Favino. non sono per niente d'accordo, perché... Cioè, tu come la pensi? Intanto lui ha fatto molti personaggi siciliani, il siciliano è una lingua. Quindi lui è venuto qua e ha fatto dei siciliani, potevano prendere un siciliano e non l'hanno preso, come Zingaretti ha fatto Montalbano ed è di Roma, ma il siciliano è realmente, se non sei siciliano, noi lo sentiamo che non sei siciliano, giusto? La stessa cosa in America, il Padrino l'ha fatto Marlon Brando, ma io non so se l'avesse fatto un siciliano sarebbe stato così bravo, quindi questa cosa o vale per tutti o non vale per nessuno. Quindi tu stai dicendo un attore quando è bravo sa fare qualunque parte, anche le inflessioni, anche il dialetto. Si consente di fare, anche perché noi siciliani stranamente per fare un milanese non ci chiamano mai, invece a noi qua per fare i protagonisti delle fiction siciliani chiamano quelli di Pordenone, quelli di Venezia. E tu dici in fondo non è neanche sbagliatissimo. Allora, ripeto, se fosse così, se un americano deve essere, un italiano in America deve essere per forza italiano, allora un siciliano deve essere per forza siciliano. Tu di che sarai protagonista? Dai, allora, quello dopo il Marchese di Rovolito sarà uno spettacolo che io ho, diciamo, ideato nel carcere di Bicocca, perché io ero andata a fare un esperimento con i ragazzi, gli ho fatto interpretare Il sogno di una notte di mezz'estate. Ragazzi, uomini nel carcere di massima sicurezza. Quindi mi sono trovata là in mezzo e quando gli ho iniziato a fare leggere la pièce è stato un disastro, quindi gli ho detto ragazzi fate una cosa, fatelo voi. L'hanno reinterpretato e rifatto ed è nato Sogno di una notte a Bicocca. Che bello!
che è il sogno per questi detenuti, che noi non abbiamo potuto replicare con i detenuti perché non potevano uscire logicamente, abbiamo fatto lì dentro con loro e poi con attori che sono più veri del vero, cioè sono veramente, sembrano usciti adesso dal carcere. Infatti un critico mi ha detto: ma quali sono i veri attori e i veri detenuti? Non lo capivo. E faremo questo esperimento, che è pure questo molto divertente, però alla fine fa riflettere. Sogno di una notte a Bicocca. A Bicocca. E sai già più o meno le date quando ci Dal sei? 9 novembre a fine novembre, sono 3 weekend, 3 settimane di spettacoli. Benissimo, noi ci siamo già prenotati, Angelo. No, ci tengo, per forza. Grazie davvero, complimenti a Francesca Ferro, direttrice artistica del Teatro Angelo Musco, e un caro saluto a tutti gli amici del teatro che abbiamo citato e anche a quelli che non abbiamo citato ovviamente, ma che spesso frequentano i nostri studi. E adesso facciamo una breve pausa e poi toccheremo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Buonasera a tutti amici di Palermo e dintorni e zone limitrofe. Arriva a Montella e basta. Volevo raccontarvi alcuni episodi di posti di blocco della mia vita, che sono specializzati in posti di blocco. A me quando mi vedono mi fermano sempre. Io ho il documento attaccato con scotch o cruscotto. Ogni volta patente, libretto, c'era sempre un casino in damaca. Ho messo tutto là, fatto la bacheca, mi vengono giù documenti, tutto cosa. Fatti fotocopi. L'altra volta sono andato in discoteca, sono andato alle 3 di notte, che era tardi, come ero già tutto ubriaco, io ero sano ancora, per recuperare ho bevuto 10 gin tonic di fila, responsabilmente, che adesso si beve responsabilmente. Visto le pubblicità in televisione, Rumpampero, Bacardi, Jack Daniels, Chivas, poi alla fine si è scritto sempre bevi responsabilmente. Infatti quando sono uscito dalla discoteca mi hanno fermato un posto di blocco e responsabilmente mi hanno ritirato la patente. Lo stesso carabiniere mi ha fermato dopo 2 giorni e mi ha detto: signor Cacioppo, la patente? La patente, ve l'ho data all'alterierico, già perdissimo. Una sera ero uscito dalla discoteca, stavo rientrando a casa, da lontano vedo luci lampeggianti, poi c'è successo qualcosa forse. Man mano che mi avvicinavo invece ho capito poi che era un posto di blocco di questi moderni. Ora fanno questi posti di blocco che c'è ambulanza, carabinieri, polizia, ti fermano, ti fanno 10-12 controlli. Fanno i chilometri, perquisizione, analisi del sangue, delle urine, elettrocardiogramma, radiografia. Un posto di blocco dura 1 ora e mezza, 2 ore. Se va tutto bene ti fai rilasciare un certificato e l'indomani ti puoi andare a operare. Qualche mese fa c'era mio nonno, di sabato alle 2 di notte si stava vestendo. Dico: nonno, mio nonno ha 87 anni, dico: nonno, non è stenne alle 2 di notte. No, mi ha chiamato un amico e mi disse che c'è un posto di blocco da statale. Se riesco a farmi fermare risparmi 150 euro di ticket e 2 mesi filo all'ospedale. Quando ho visto questo posto di blocco dico, non sapevo come fare perché eravamo canalizzati, ci stavo andando incontro, quando mancavano 50 metri ho visto che c'era una traversa sulla destra, guarda, io giro di qua e vaffanculo, non finisce, andandomi libero. Solo che appena sono entrato mi sono accorto che era strada senza uscita, era profonda 2,5 metri, mi è rimasto il culo della macchina fuori, io cercavo di stringere, di farmi piccio, di comparire, che il poliziotto era là a 50 metri che mi guardava e dice: dai, non ero cretino che vuoi scappare, dai. Adesso mi ero incastrato, non potevo andare né avanti né indietro, il poliziotto stava venendo a prendermi a piedi, che faccio? E mi è venuta un'idea, ho aperto lo sportello, mi sono messo al lato passeggero, ho abbassato il sedile e mi sdraiai. Dopo 20 secondi arriva il poliziotto, mi bussa sul finestrino, toc toc, dico: prego, mi favorisce i documenti, mi dice: chi guidava? Ho detto: che minchia ne sai? Dico: stavo dormendo, ero con un amico mio, mi disse: mi fermo che pisciare. Sono sceso alla macchina e quindi chiamavo: Ugo! Neanche arrivato l'altro poliziotto, tutti e 2 poliziotti con la torcia in mezzo ai pianti cercavano Ugo! A un certo punto uno dei poliziotti disse: più o meno dove era? Guardi che ha cominciato qua, poi si è spostato, stai pisciando, non è che ci vai appresso, non so dove è andato. Dice: ma lei c'è un resto amico, non giuro perché non è amico mio. Io l'ho conosciuto stasera in discoteca, io ho bevuto un po' di bicchieri, dice: guida tu e torniamo a casa. Adesso noi come dovremmo fare per rintracciarlo? Dico: come dovremmo? Siete poliziotti? Prendi l'impronta digitale, il DNA, che poi mio. Dice: comunque lei eventualmente sarebbe in grado di guidare. Guarda, ho bevuto un po' di bicchieri ma sono in grado, non è che sono ubriaco. No, assolutamente non esiste. Ma se ha bevuto un po' di bicchieri perché si riposa un'oretta e dopo riparte. Tranquillo, mi riposo un'oretta e dopo riparto. E mi raccomando, quando rintraccia tu, lo faccia passare in questura. Stai tranquillo, lasciamo un biglietto. Noi siciliani siamo abituati a improvvisare, a inventare.
L'altra volta ero sulla statale, mi hanno misurato la velocità col telelaser, a un certo punto esce subito un poliziotto, capaletta, si accosta e dice, signor Cacioppo, lei andava a 160. E dico, quant'è un record? Mi hanno fatto il verbale, favorisca la patente, dobbiamo togliere 5 punti. Vabbè, ho preso la patente. Io il giorno prima ero stato da McDonald's con i miei figli e mi hanno fatto cadere la Coca-Cola sopra il portafoglio. E se invece che la patente cadessero da Conad. Quando mi hanno controllato i punti della patente aveva 2800 punti. Poliziotto, grazie. Il poliziotto dice dobbiamo togliere 10 punti, tu pigli di indovino, non ti preoccupare. Domani faccio la spesa, torno a posto. La sera con mia moglie e mio figlio stavamo tornando a casa, a un certo punto mi fermano, trovo un posto blocco, polizia, signor Cacioppo, documenti, tutto il regolo, si ha bevuto? Dice no. Vabbè, cioè, ormai che qua facciamo l'etilometro per formalità. Facciamo l'etilometro per formalità, Ho soffiato l'etilometro, ho segnato 0,80. Il poliziotto, signor Cacioppo, 0,80 ha bevuto. Guarda, io non ho bevuto, magari guasto l'etilometro. Non so che questo è perfetto, tarato, bilanciato, collaudato, verificato. Guarda, faccia provare mia moglie. Ha soffiato mia moglie, anche mia moglie ha fatto 0,80. Il poliziotto, c'è anche la signora ha bevuto. Senti, che abbiamo fatto una cena, acqua e Coca-Cola. Faccia soffiare mio figlio. Mio figlio c'aveva 5 anni. Ha soffiato mio figlio, anche mio figlio ha fatto 0,80. E il poliziotto a questo punto è tornato indietro. Ma è strano, però evidentemente qualcosa non va nell'apparecchio. Vabbè, ci scusi per il disturbo, vado pure, che rimandiamo lo strumento di revisione. Ma che disturbo, scherziamo, anzi, vi apprezziamo, fate il vostro lavoro. Appena siamo partiti mia moglie dice, hai visto? Abbiamo fatto bene a far imbriagare pure Piccerino. Grazie. Scusate, ma Cacioppo è fantastico. Stasera alle 21:30. Allora, ragazzi, è il momento delle stelle. Marco Amato, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno. Oggi hai una tazzina ancora più stellare del solito. Buon caffè. Beh, sì, molto colorata e fantasiosa, molto new wave anni 80. Esatto. Bene, che ci racconti oggi? Di quali personaggi parlerai male? Dunque, mi riallaccio un po' al discorso molto interessante della piacevolissima signora Ferro per questa sua kermesse teatrale a cui faccio tantissimi auguri. Mi riallaccio un po' al Festival di Venezia, ne abbiamo parlato più volte questa settimana, proprio perché è stato foriero di tante querelle che hanno avuto a che fare col doppiaggio, ne abbiamo parlato, ma anche con la diatriba del fatto che il signor Driver è l'attore che non solo ha interpretato il signor Gucci, ma interpreta un altro personaggio squisitamente italiano che è il signor Ferrari. Di qui allora si è accesa la querella del perché un attore, appunto diceva la signora Ferro, che non vengono mai chiamati gli attori siciliani per recitare un milanese, però nelle fiction siciliane vengono chiamati quelli di Pordenone, appunto. Ed ecco, in questo caso interviene il signor Iervolino, che è il produttore, che è un sagittario, quindi la razionalità dell'uomo e l'istinto dell'animale, e che come interviene dicendo che al botteghino è importante avere un attore di grande fama e successo proprio perché il film comunque deve incassare, al netto delle capacità recitative del signor Adam, che è uno scorpione e che il segno più portato per il teatro è la recitazione, proprio perché lo scorpione è istrionico e ci regala sempre un sacco di sfaccettature nel suo carattere. Sicuramente la l'azione più intelligente che ho trovato è stata il fatto che in Italia c'è bisogno di creare uno star system, proprio perché gli attori italiani sono bravissimi, dotatissimi, però non c'è un sistema che li regge capace di creare un indotto come quelli americani, e su questo dovremmo un po' riflettere, perché la Sicilia e l'Italia, anche per quello che riguarda l'arte, sono i produttori del 74% per esempio di tutta la produzione artistica mondiale, ma non riusciamo a creare degli indotti come possono essere quelli di MoMA, di Guggenheim, di Tate e di tante altre realtà. Forse dovremmo un po' riflettere sul fatto che la nostra ricchezza andrebbe instradata bene.
È il 7 dicembre, il sole è in Vergine e approfitterei della giornata per fare un appello speciale ad un'altra signora della televisione italiana. Oggi è il compleanno della signora Paola Perissi, che siccome proprio dopo di me 2 anni almanaccate un po' sempre, volevo salutare la signora che ha creato l'almanacco del giorno dopo e che ispirò un bambino di 7 anni che da grande esclamò che voleva fare il lavoro della Perizzi. Quel bambino oggi è qua, dice l'oroscopo per Antenne Sicilia. Auguri. Evviva, auguri, complimenti caro Marco. Bene, benissimo, salutiamo anche Angela Perissi che naturalmente... senti, notizie? Una brevissima che riguarda i test di medicina, 20 euro su Telegram, il Ministero indaga. Ora la prova è a rischio, lo riporta Repubblica stamattina, c'è una bufera sulle graduatorie dopo la denuncia di uno studio legale, le domande di aprile ripetute a luglio, adesso il TAR che fa? Annullerà tutto? Caspita, una roba grossissima. Cioè, spiega qual è il meccanismo convinto? Praticamente le domande dei test del mese di aprile sarebbero state ripetute a luglio e allora sono state messe praticamente su Instagram e vendute. Questo telefonino e questi computer come li usano? Quando li inventano? Va bene, allora ci catapultiamo nel 1303 perché noi siamo fatti così, nel cuore dell'Italia medievale ad Anagni, dove Papa Bonifacio VIII fu protagonista di un episodio passato alla storia. Guardate che manrovescio che gli sta dando quello con la corazza, vedete? Lo schiaffo di Anagni non fu uno schiaffo fisico, a differenza di quello che mostra l'illustrazione, ma un colpo morale. Durante la lotta di potere fra il papato e la Francia, il Papa Bonifacio fu umiliato e imprigionato. Adesso passiamo al 1813, quando venne adottato per la prima volta il soprannome di Zio Sam, in riferimento agli Stati Uniti. Questo nomignolo nacque grazie ad un imballatore di carne di New York che durante la guerra fece scolpire sulle casse di manzo destinate ai soldati le iniziali US e il soprannome Uncle Sam. Presto si diffuse tra tutti gli americani. Nel 1860 Giuseppe Garibaldi, alla testa dei suoi mille... non è questo Giuseppe Garibaldi. Non è lui, assolutamente. Con i suoi 1000 in camicia rossa entrò a Napoli, dove fu accolto come un liberatore. Vediamo se ci arriviamo. Comunque un passo significativo per l'unificazione d'Italia. Stiamo vedendo adesso un'immagine che si rifà a Giuseppe Garibaldi. Vabbè, qui finisce proprio a Tarallucce e vino. Passando al mondo dello sport, nel 1893, il 7 settembre, guardate le pettinature, vi prego di notare le pettinature. Un gruppo di inglesi residenti a Genova fondò il Genoa Cricket Athletic Club, la prima società italiana di calcio, quindi sono stati gli inglesi a portare il calcio in Italia col Genoa, e il Genoa sarebbe diventato la prima squadra a vincere il campionato mondiale nel 1898. Nazionale. Il campionato nazionale. Perché si chiama Genoa? Perché gli americani non sanno dire Genova, dicono Genoa, ecco perché si chiama Genoa. Nel 1911 una vicenda insolita coinvolse il poeta francese Apollinaire, sospettato di essere l'autore del furto della Gioconda, niente meno, al Louvre, che ha fatto? Poi è stato arrestato e incarcerato, anche se alla fine naturalmente si è dimostrato che non c'entrava nulla. Siamo al 7 settembre del 1927, un importante passo fu compiuto nella storia della tecnologia con la creazione del primo televisore elettronico. Questo televisore trasmetteva le immagini in modo simile ai televisori a tubo catodico che conosciamo oggi, anche se oggi siamo andati con i televisori di nuova generazione. Il 7 settembre del 1940 segnò l'inizio della battaglia di Inghilterra con la Germania nazista che iniziò a bombardare Londra. Questo fu il primo di 57 giorni consecutivi di bombardamenti sulla capitale britannica. Questo bisogna ricordarlo, l'eroico popolo inglese. Pensate che per 2 mesi di fila i tedeschi tutti i giorni hanno bombardato Londra, per 2 mesi, quando noi parliamo della guerra dell'Ucraina, che è gravissima, sanguinosissima e terribile. Pensate quanto erano spietati i nazisti nei confronti di... Ancora, nel 1953 Nikita Khrushchev divenne segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, eccolo qua. Di fatto la figura più importante dell'URSS, con il famoso discorso segreto del 56, esatto, ha denunciato il culto della personalità di Stalin, i crimini della grande purga, e comincia la demolizione di questo regime orrendo che è il regime comunista.
Ricordiamo oggi la scomparsa del musicista e cantautore Sergio Endrico, avvenuta nel 2005. Ci ha regalato canzoni indimenticabili come Io che amo solo te, interpretato dopo chiaramente noi anche da Mina, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni. Nel 68 aveva vinto a Sanremo con Canzone per te. Eccolo qua, un grande personaggio, Sergio Endrico. Infine, per tutti gli amanti della disco music, oggi celebriamo il compleanno di Gloria Gaynor, nata a Newark, nel New Jersey, raggiunge l'apice del successo con la famosa canzone I Will Survive. Vabbè, in realtà arriva al successo prima con la cover di Never Can Say Goodbye, mai dire arrivederci, mai dire ciao, registrata inizialmente dai Jackson 5, anticipando così il fenomeno della disco music che è divenuto mondiale purtroppo dal 1977. Noi non siamo i massimi estimatori della disco music. Comunque, ascoltiamola perché lei è comunque un'icona. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, non puoi dire mai ciao. Ciao, a domani. Noi lo diciamo, cara Gloria, lo diciamo.